Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. A19 stop ai cantieri delle polemiche e soprattutto dei disagi. Venerdì sera la rimozione dei lavori all'altezza di Casteldaccia sulla carreggiata in direzione Catania. Sabato sera sarà invece rimosso il cantiere di Bagheria. Mattinata d'inferno all'aeroporto di Catania, si rompe una gru sulla pista di Fontanarossa, decine di voli cancellati, riprogrammati o dirottati, la rabbia e lo sconforto dei passeggeri. Sicilia nella morsa del caldo, oggi e domani il picco con punte di 40-41 gradi. Le masse d'aria provenienti dal deserto del Sahara portano le temperature ben oltre le medie climatiche. La regione ha imposto lo stop ad alcune attività lavorative a rischio nelle ore più calde. Siccità, il presidente dell'Ars Galvagno a Bruxelles ha invitato il commissario europeo in Sicilia per toccare con mano la situazione drammatica degli operatori del comparto agricolo. Omicidio Raciti, la Cassazione annulla il risarcimento allo Stato, la Suprema Corte ha riconosciuto un difetto di motivazione e rinviato a un nuovo collegio. Da sabato il via ai saldi in Sicilia. Ogni famiglia, secondo Confcommercio, spenderà in media circa 145 euro. L'arrivo di tanti turisti ovviamente può incidere positivamente sul commercio. Calciomercato, il Palermo attende il via libera del City per annunciare i primi acquisti. A Catania è ufficiale la cessione di Gega al Casarano. 5 i colpi di oggi del Trapani. Bentrovati, in apertura andiamo sulla A19, stop ai disagi lungo l'autostrada. Sabato sera sarà rimosso l'ultimo cantiere fra Bagheria e Casteldaccia e da domenica per tutta l'estate le code saranno potrebbero essere solo un ricordo. Manlio Viola. Ultimi giorni di disagi per i palermitani e non soltanto, che si trovano a percorrere la A19, l'autostrada Palermo-Catania, nel tratto fra Bagheria e Casteldaccia. Dopo oltre un mese di code sotto il Solleone, soprattutto nei fine settimana, è stata raggiunta una mediazione fra ANAS e Regione Siciliana. Venerdì sera verrà chiuso il primo dei due cantieri, mentre sabato sera verranno rimosse le transenne del secondo cantiere rimanente. Da domenica dunque l'autostrada sarà libera. Un anticipo rispetto alle previsioni che è stato possibile grazie al lavoro su 3 turni 24 ore su 24 e grazie anche ad una mediazione fra Regione e ANAS che ha portato alla sospensione delle opere per l'estate. In questo modo sarà garantito l'esodo estivo per le vacanze, ma anche gli spostamenti verso Palermo in occasione del festino, la festa della Santa Patrona del 15 luglio. Soddisfatto il presidente Renato Schifani, che è anche commissario per i lavori lungo quell'autostrada e che era volato a Roma per incontrare personalmente l'amministratore delegato di ANAS Gemme. L'incontro era stato preceduto da una telefonata fra i due, servita a spegnere le polemiche esplose 2 fine settimana or sono, quando Schifani aveva chiesto addirittura la rimozione del vertice regionale di ANAS. Con l'incontro si è trovata la mediazione. Il 15 luglio arriverà anche un nuovo direttore regionale dell'ente strade e Schifani lo nominerà subcommissario, ma gli affiancherà Simona Vicari, che già è sua esperta. Intanto i cantieri chiudono e i palermitani sperano di poter tirare un sospiro di sollievo. Catania si rompe una gru sulla pista e l'aeroporto di Fontanarossa va in tilt, decine di voli cancellati, riprogrammati o dirottati, la rabbia e lo sconforto dei passeggeri nel servizio di Tonino De Mana. Una raffica di ritardi e cancellazioni in partenza, voli dirottati in arrivo ed una sfilza di in attesa di informazioni. Sguardi persi nel vuoto e tanta rabbia sotto i pannelli dell'aeroporto Fontanarossa, assediati da centinaia e centinaia di passeggeri delusi. La rottura di una gru lungo le direttrici di atterraggio e decollo ad ovest della pista ha avuto come conseguenza l'interruzione dei voli in partenza ed in arrivo, situazione ripristinata poco dopo le 10, quando la gru nel cantiere di RFI per i lavori di prolungamento della pista è stata rimossa, consentendo la riapertura e la piena operatività dello scalo catanese. Il primo aereo ad atterrare è stato un volo TEA proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con 3 minuti di anticipo. Subito dopo è atterrato un velivolo proveniente da Düsseldorf. A cascata però decine e decine di voli sono stati cancellati o riprogrammati, lasciando a terra e nello sconforto i passeggeri. Lei dove è diretto? A Pisa. E che è successo? Mi hanno cancellato il volo e adesso sono rimasto qua, sono venuto alle 6
e me ne sto andando a casa. Qua non si sta capendo se partire oppure no, se i voli sono in ritardo o sono cancellati, qua ancora non lo stiamo capendo quello che è successo. Chi per lavoro, chi per vacanza si è trovato quindi costretto a rivedere piani e programmi. Dalle 5 di mattina che siamo all'aeroporto di Catania Fontanarossa e dopo 3 ore ci hanno detto che è stato cancellato il volo e non hanno trovato un modo per mandarci nuovo a Malta. Nessuno all'aeroporto è stato in grado di aiutarmi, nessuno. Ho chiesto a chiunque, manco la polizia e i carabinieri mi hanno saputo dare una mano e adesso dobbiamo aspettare tutta la notte in aeroporto perché arriverà domani mattina un altro aereo per portarci a Malta. Insieme a me all'imbarco c'erano donne incinte, medici che dovevano andare a fare sicuramente delle visite. Brutte notizie anche per il volo Catania-New York. Dovevamo andare a New York e il volo è stato cancellato. Il sogno americano può aspettare? Deve aspettare, non può aspettare. A proposito di voli, anzi di caro voli, in Sicilia per l'antitrust serve più trasparenza sugli algoritmi. In una nota annuncia di aver avviato un confronto con la Commissione europea per agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati. Andiamo al caldo, Sicilia ancora nella morsa del caldo, Palermo e bollino rosso, Catania e Messina giallo fino a domani e scoppia la polemica sui lavori da effettuare all'esterno. La Regione ha disposto la sospensione in determinati orari. Ai rider invece proposti aumenti irrisori. Francesco Triolo. È imminente il picco del caldo africano che arriverà a partire da domani e per tutto il weekend in Sicilia. Le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare i 40-41 gradi in alcune zone. La Protezione Civile regionale ha diffuso il consueto bollettino giornaliero indicando lo stato di preallerta per tutte le province, con livello giallo e temperature intorno ai 35 gradi a Catania, 36 a Messina e bollino rosso per la città di Palermo, dove l'ondata di calore sarà più persistente anche nella durata, visto che dovrebbe arrivare fino al weekend. Per far fronte alle alte temperature il comune ha sconsigliato di uscire da casa e fare sport nelle ore più calde, ovvero tra le 11 e le 17, una condizione di elevato caldo che si registrerà anche nelle aree interne dell'isola, con temperature più alte rispetto alla media stagionale anche di 6-8 gradi. Anche la regione ha imposto lo stop dalle 12:30 alle 16 ad alcune attività lavorative a rischio nelle ore più calde, dal settore agricolo a quello edile. E ha suscitato non poche polemiche la proposta che Glovo ha rivolta ai suoi rider con bonus irrisori per continuare a lavorare anche con il caldo. I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% con temperature superiori ai 40 gradi, aumenti che equivalgono a pochi centesimi. I sindacati hanno scritto a Glovo sottolineando che nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo e ha chiesto di correggere la comunicazione. In caso di ondate di calore come quelle di questi giorni, il lavoro va sospeso come prevede l'ordinanza della regione. Uno spiraglio per temperature più basse è previsto solo nella prossima settimana, ma non si scenderà sotto i 30 gradi. E a proposito di caldo e alte temperature, ovviamente queste favoriscono gli incendi. A Regalbuto dalle prime ore del pomeriggio è divampato un incendio nelle contrade Cannavata ed Erbe Bianche. Sul posto stanno operando 2 squadre dei vigili del comando dei vigili del fuoco di Enna insieme a 2 squadre della forestale e della protezione civile. Sul posto anche l'intervento degli elicotteri e 2 Canadair. Il vento forte rende complicate le operazioni di spegnimento. Rimaniamo sempre in tema di caldo, alte temperature che richiamano anche l'altro grande problema della siccità in Sicilia. Strutture irrigue, vecchie e senza manutenzione, così nella piana di Catania l'acqua si perde, mentre tutta la Sicilia combatte appunto la siccità. A Bruxelles il presidente Galvagno invita la Commissione europea a toccare con mano l'emergenza. Luca Ciliberti. Una perdita del consorzio di bonifica, da dove esce tutta quella bell'acqua tanto desiderata per 2 anni. Quest'acqua in parte finisce in questo fosso e poi si disperde, in parte finisce nel mio agrumeto. La voce che denuncia è quella di Gerardo Diana, presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Ci troviamo in contrada Serravalle, territorio di Mineo, nella piana di Catania. La perdita d'acqua arriva da una condotta probabilmente logora, troppo vecchia e certamente senza manutenzione. Credo che chiedere dei soldi agli agricoltori, a noi fortemente penalizzati da 2 anni molto difficili,
non sia corretto, per non dire altro. Sempre in tema di siccità è intervenuto al Comitato delle Regioni a Bruxelles il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che ha invitato in Sicilia il commissario europeo per toccare con mano la situazione drammatica che stanno vivendo soprattutto gli operatori del comparto dell'agricoltura. Le soluzioni da trovare non possono essere uguali agli altri. Per questo la invito, signora commissaria, a venire in Sicilia per poter tastare con mano le problematiche che il mio territorio sta vivendo, così da poter trovare una strategia che possa dare risposte assolutamente adeguate, ma soprattutto su misura. Nel suo intervento Galvagno ha ricordato che lavorando in sinergia il governo regionale di Renato Schifani e il governo nazionale con il presidente Giorgia Meloni hanno messo in campo azioni importanti come lo stanziamento di un fondo per consegnare al più presto 3 dissalatori nelle aree di Trapani, Gela e Porto Empedocle, impianti che permetteranno di garantire l'acqua potabile, quindi benefici significativi alla popolazione. E proprio in tema di crisi idrica, ad Agrigento svolta, nei rifornimenti arrivano 2 punti di carico per gli autobottisti per garantire più acqua e meno disagi. Davide Sardo. Crisi idrica ad Agrigento, trovata la svolta per i rifornimenti. La protesta degli autobottisti ha fatto scattare un tavolo tecnico straordinario in prefettura per risolvere i problemi nella distribuzione dell'acqua. Dopo le modifiche alle modalità di fornitura emergenziale e i limiti ai trasportatori privati, è stata raggiunta un'intesa provvisoria. 2 i punti di carico disponibili per i 45 autotrasportatori per garantire tempi e quantità adeguati. La soluzione che si è prospettata è quella di cercare di aumentare i bocchettoni di ricarica per le autobotti, naturalmente in quei quartieri dove si può avere una maggiore portata idrica da Siciliacque. Se aumenta quindi e si è richiesto già una quantità idrica superiore rispetto a quella attuale, in quei quartieri dove ci sarà più quantità idrica si potranno aprire più bocchettoni in modo tale che si possano frazionare gli approvvigionamenti da parte delle autobotti. L'obiettivo è ridurre i disagi e assicurare continuità nel rifornimento. Il monitoraggio resta però costante, con massima attenzione alla gestione dell'emergenza idrica. Un 71enne di Partanna nel Trapanese è stato condannato a 7 anni di carcere per corruzione di minorenni e atti sessuali con la nipote, che oggi ha 10 anni, e quando si sono verificati i fatti ne aveva solo 5. L'anziano era stato posto agli arresti domiciliari nel febbraio del 2022. La storia era venuta alla luce nell'agosto del 2021, quando la piccola si confidò ai genitori che erano andati a riprenderla dopo averla affidata al nonno. La bambina raccontò anche altri particolari avvenuti l'anno prima, quando il nonno l'aveva molestata. E continua senza sosta la pubblicazione di intercettazioni nell'inchiesta di corruzione all'ARS che ha coinvolto il presidente Gaetano Galvagno e l'assessore Elvira Amata, uno spaccato che rischia di avere conseguenze anche sul piano politico e rallentare i lavori del Parlamento siciliano. Maglio Viola. Non accenna a fermarsi la fuga di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata e portato già alle dimissioni della sua portavoce Sabrina De Capitani e dell'imprenditore Marcella Cannariato dal Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. La seduta d'aula dell'altro ieri non ha spento le polemiche, al contrario 24 ore dopo sono piovute anche a Roma le richieste dell'opposizione di dimissioni. Oggi si apprende di amici del presidente dell'ARS in giro per la Sicilia con le auto blu, di intercettazioni nelle quali personaggi ancora senza nome, indicati con sigle come Uomo 6 o Uomo 56, danno consigli sugli importi da farsi consegnare. Uno spaccato di spregiudicatezza politica nel controllo di tutti gli eventi sul fronte della cultura, dello spettacolo e del turismo. Decine di intercettazioni anche ambientali continuano ad emergere dalle 196 pagine di informativa consegnate dalla Guardia di Finanza alla Procura. Entro la fine del mese il pool di magistrati deciderà come procedere e si saprà dunque se ci saranno incriminazioni, richieste di giudizio o archiviazioni. Ma intanto l'ARS rischia di restare paralizzata in attesa di comprendere cosa succederà. In ballo ci sono almeno 3 disegni di legge ritenuti importanti, ovvero la riforma dei consorzi di bonifica, il testo di legge sugli enti locali e la riforma della burocrazia regionale. Ma su tutto c'è la finanziaria bis. Le variazioni di bilancio arriveranno la prossima settimana, ma già la giunta di governo ha iniziato a cambiarne il profilo. 80 milioni destinati a contributi diretti e a misure per il turismo sono stati cassati e verranno
verranno dirottati altrove. Stop alle norme mancetta e a tutti i contributi diretti. Fra martedì e giovedì la Giunta varerà il nuovo documento. Omicidio Raciti, la Corte di Cassazione annulla il risarcimento allo Stato, riconosciuto un difetto di motivazione e rinviato a un nuovo collegio. L'avvocato Lipera, contento del provvedimento, ma sarà felice quando Speziale verrà riconosciuto innocente. Tonino De Mana. La lesione dell'immagine dello Stato richiede la prova di un concreto discredito presso l'opinione pubblica. Non è sufficiente la sola gravità degli episodi di violenza. La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto da Antonino Speziale, condannato per l'omicidio preterintenzionale dell'agente di polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri con ultraetnei fuori dallo stadio Angelo Massimino. La terza sezione civile della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania emessa l'8 giugno 2023 che aveva condannato a 100.000 euro di risarcimento per danno d'immagine in favore del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Suprema Corte, riconoscendo un difetto di motivazione, ha accolto così la richiesta presentata dall'avvocato Giuseppe Lipera. A volte la giustizia è dominata da eventi siderali. Io non lo so, nel 2007 ci fu il caso Speziale, ma ci fu anche il caso Berlasco e dopo 18 anni stanno succedendo tante cose. Sono contento per questo provvedimento della Cassazione, senza dubbio, ma sarò felice quando verrà riconosciuta l'innocenza di Antonino Speziale. Noi ci stiamo ancora lavorando, presentiamo ricorsi, li rigettano, presentiamo impugnazioni a questi rigetti, ci fermeremo solo quando Antonino Speziale verrà riconosciuto innocente per l'accusa dell'assassinio dell'ispettore Raciti. A Siracusa, arrestati in fragranza di reato per porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione un 50enne, un 23enne e 2 ragazzi di 22 anni, tutti con precedenti per stupefacenti e armi. Nell'operazione sono coinvolti anche 2 minorenni. Stuntman hollywoodiano e operatore finanziario, viveva nel lusso a Siracusa ma risultava nullatenente. Le Fiamme Gialle ricostruiscono un sofisticato sistema di evasione fiscale internazionale. Sentiamoci Liberti. Dai set di Hollywood agli accertamenti della Guardia di Finanza di Siracusa. Al centro delle indagini delle Fiamme Gialle uno stuntman siracusano già noto per aver partecipato a produzioni cinematografiche come Batman Begins, Mission Impossible e Ocean 12, che negli ultimi anni però operava all'estero come agente finanziario. Una figura all'apparenza insospettabile che ha suscitato però l'interesse investigativo perché formalmente era privo di redditi dichiarati, ma con un elevatissimo tenore di vita. Immobili di valore, vetture di lusso, partecipazioni societarie e una residenza esclusiva a Siracusa comprensiva di piscine e arredi costosissimi. Al centro delle indagini una società londinese di proprietà del soggetto indagato che fungeva da garante nelle transazioni commerciali tra imprese dislocate in vari stati del mondo, normalmente escluse dai circuiti creditizi a causa del loro elevato rischio di insolvenza. A fronte di questa attività di intermediazione, il soggetto indagato ha percepito nell'arco di 10 anni 60 milioni di euro di provvigioni, abilmente occultate su conti correnti con sofisticati sistemi contabili, a fronte delle quali non sono state versate imposte per circa 26 milioni di euro. I clienti si avvalevano della mediazione della società londinese che garantiva loro sia l'incasso sia la regolare conclusione delle transazioni. La società a sua volta, per fornire le dovute garanzie, si rivolgeva a istituti di credito di diversi paesi stranieri, presentando falsi estratti conto che attestavano la disponibilità delle somme elevate. I soggetti pagatori ricevevano istruzioni precise per indicare nelle causali dei bonifici la dicitura prestito personale, così da far apparire le somme come trasferimenti tra soggetti privati e non come corrispettivi per servizi personali. La Procura e le Fiamme Gialle hanno eseguito alla fine un provvedimento di sequestro preventivo superiore a 1,5 milioni di euro. E non c'è pace per le autostrade siciliane, in particolare per la A18, dove si contano incidenti stradali sempre più frequenti. Oggi, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, si sono scontrate una vettura e una autocisterna che trasportava gasolio e che si è ribaltata su un fianco. Lo vedete, il conducente del camion ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Giarre dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli, evitando ulteriori rischi dovuti alla
presenza del carburante sulla strada. Nel pomeriggio, intanto, sempre sulla A18, ma questa volta all'altezza di Taormina in direzione Messina, un altro incidente stradale ha paralizzato ancora una volta il traffico. Andiamo all'agricoltura sociale come strumento di inclusione e crescita per 12 persone con disabilità intellettiva. È il progetto nato a Ragusa e sentieci che ci racconta Veronica Barbarino. Abbracci, racconti, mani in pasta e inclusione sociale nel progetto Passiata, acronimo di percorsi di agricoltura sociale, sostenibili, inclusivi, animal friendly, abbinati alle trasformazioni agroalimentari, nasce dalla cooperazione tra ASP di Ragusa e agricoltori e coinvolge 12 persone con disabilità intellettiva. Dalla messa a dimora delle piantine alle tecniche di coltivazione, ai segreti per realizzare i dolci della tradizione. Le attività svolte nelle aziende partner hanno offerto ai ragazzi esperienze concrete. L'esperienza mi ha dato carica, una bella esperienza. Ho imparato tante cose, abbiamo imparato a fare il pane, la pasta, la pizza, biscotti. E questo è stato veramente bello, stare tutti insieme e tirare fuori le risorse che ognuno di noi ha. Queste attività hanno avuto un risvolto positivo anche per le famiglie. Il racconto dell'esperienza vissuta e le emozioni provate fanno ormai parte del quotidiano, facendo spazio a una ritrovata fiducia nel futuro. Da sabato al via i saldi in Sicilia. Ogni famiglia, secondo Confcommercio, spenderà in media circa 145 euro. I commercianti pensano e sperano anche nel supporto dei tanti turisti presenti in questo momento nelle nostre città. Vediamo. Pronti, partenza e shopping. Da sabato 5 luglio scattano ufficialmente in tutta la Sicilia i saldi estivi 2025, un appuntamento atteso da consumatori e negozianti che quest'anno arriva in un momento cruciale per il rilancio del commercio al dettaglio. La nostra previsione è di una spesa a famiglia di circa 140-145 euro, un giro d'affari, un volume d'affari di 200 milioni di euro in Sicilia, con una spesa pro capite di circa 70 euro. E ci auguriamo che anche la propensione verso un clima di sempre maggiore fiducia verso i negozi sotto casa continui e vada ancora più avanti in questo periodo dei saldi. Per la Federazione Moda Italia Confcommercio, nonostante le difficoltà legate alla situazione internazionale, l'arrivo di 19 milioni di turisti stranieri negli aeroporti italiani offre segnali di speranza. L'estate 2025 si preannuncia come la migliore del terzo millennio in termini di turismo e auspichiamo che lo sia anche per gli acquisti nei negozi di moda. Secondo Confimpresa, invece, dopo la forte contrazione registrata durante la pandemia, i saldi registrano una ripresa trainata dal turismo e dalla spesa di prossimità, quella nei negozi fisici, ma restano penalizzati dalla concorrenza con l'e-commerce. Incentivare i consumi sotto casa significa anche mantenere le luci accese nella città ed evitare la desertificazione delle nostre città. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calciomercato. Ritorniamo in studio con il calciomercato ufficiale, la cessione di Gega al Casarano. Il Catania lavora per il rinnovo di Inglese e il prestito di Pieraccini dal Cesena. 5 i colpi di oggi del Trapani, ma cominciamo dalla situazione del Palermo con Francesco Triolo. In attesa del City, il Palermo con il lavoro del DS Osti individua i rinforzi che servono, ma per formalizzare serve l'ok del gruppo di cui fa parte il club rosanero. A breve l'ufficializzazione di Palumbo e Augello, mentre Vergara potrebbe rappresentare un'alternativa a Palumbo destinata ad essere titolare. Più complessa l'operazione Pafundi, giovane dell'Udinese, che per il prestito con diritto di riscatto chiede 10 milioni. Intanto ufficiale l'estensione del prestito al Valenciennes di Appois. Il Catania ha ufficializzato nel pomeriggio
pomeriggio la cessione a titolo definitivo di Erion Gega al Casarano, neopromosso in Serie C. Adesso l'obiettivo è quello di inserire 4-5 giocatori su una base considerata valida. Qualcuno arriverà in prossimità del ritiro di Norcia con la società che ha avuto la direttiva di spendere, ma è giusto. La strada che in difesa porta a Pieraccini è concreta, l'ipotesi è quella di un prestito, ma da studiare le eventuali opzioni. Capitolo inglese, il Catania ha formalizzato un'offerta che farebbe dell'attaccante l'atleta con l'ingaggio più alto. In casa Trapani il presidente Antonini farà il punto della situazione sia della squadra di calcio che di quella di pallacanestro in conferenza stampa. Intanto però ha ufficializzato gli arrivi dell'esterno Maxime Giron dal Palermo, del terzino Nico Kirwan dal Padova, del portiere Galeotti alla spalla e del giovane La Sorsa dall'Urbetevere. A Siracusa, a parte i nomi sui possibili ingaggi, Corona e Franzoni ad esempio, si attende il nome del DS che dovrà guidare il mercato. In pole c'è sempre Antonello Laneri. Una breve pausa, rimanete con noi. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto dunque per questa edizione. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Arrivederci.